Io sono della provincia di Treviso, però Papa Luciani è stata una persona, un papa diverso dagli altri secondo noi e quindi la cosa merita. Molti in fila sin dalle prime ore di stamani per acquistare il francobollo commemorativo con lo speciale annullo emesso da Poste Italiane. In paese si fa tappa davanti alla casa natale di Don Albino, al museo intitolato a Papa Luciani, alla mostra organizzata dal Circolo Filatelico a Gordino. In piazza fa bella mostra la celebre lancia Fulvia, usata personalmente da Don Albino per i suoi spostamenti. Tanti ricordi diretti e indiretti dei fedeli. Io l'ho conosciuto ancora quando ero ragazza che faceva catechesi. Poi anche in diversi momenti sia anche amico di famiglia del papà che l'ha accompagnato a Vittorio Veneto. Siamo cresciuti con le sue parole. Io l'ho conosciuto poco, ma buono il sorriso che c'ha. In chiesa ci si ferma in raccoglimento davanti alla bella statua in bronzo che raffigura Papa Luciani e si lasciano invocazioni e preghiere sulle pagine del quaderno delle firme. Semplici auguri spiccano sul pannello con i colori del Vaticano posto di fianco all'altare. Amava tutti senza escludendo nessuno. Amava tutti. Ora tra i fedeli cresce l'attesa per l'annuncio della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. È partita la causa. Hanno portato i documenti al Papa e il Papa ha detto spero che venga presto. Sto aspettando.